Amici della pallina vulcanizzata, amigos da Boligna vulcanizzata e appassionati di hockey versiliesi, le immagini in diretta dalla pista del Palalido di Valdagno. Buonasera da Domenico Tomba, un saluto speciale a un professionista come Roy Lepore. Ciao Roy. E poi anche purtroppo le nostre personali condoglianze sia mie che della società. Un grande abbraccio al capitano del Grosseto, a Pablo Saavedra, per il lutto che lo ha colpito per la scomparsa del fratello Daniel. Forza Pablo. Giornata numero 9 del 103esimo campionato Serie 1 di hockey pista stagione 25-26, tutto pronto per il match di stasera sul parquet di casa. La Y Sport Hockey Club Valdagno incontra la compagine versiliese del Versilia Hockey Club Forte dei Marmi. Sono guidati dall'Highlander del nostro sport alias mister Roberto Crudeli. I rossoblù si presentano con un super ex di turno come il portiere Ricky Gnata, che su questa pista ha vinto 2 scudetti e 2 supercoppe. Lo spagnolo David Ballestero con 10 reti già a tabellino. L'azzurrino Liam Bozzetto e 7 punti in classifica, che vuol dire attualmente 10° posto. Valdagno che arriva dalla vittoria in trasferta di mercoledì per 5-3 al Pala dal Lago di Novara e con 15 punti occupa il 5° posto della classifica. Padroni di casa che non potranno contare sulle prestazioni difensive di Diogo Seixas per il cartellino rosso rimediato a Novara a 3 secondi dalla fine. Un Valdagno che potrà comunque contare sui suoi tifosi alla curva nord, alle brigate valdagnesi, tutto il Palalido per il massimo sostegno ai bianco-azzurri. Per streaming e riprese alla telecamera il fido Roberto Bauce, in regia l'inamovibile Marco Zen, direttori di gara i giovinazzesi Doc, Joseph Silecchia e Vincenzo Marinelli con l'ausiliario Alberto Fabris. Pallina, anzi direi stasera sfera al centro del campo. Comincia Y Sport Hockey Club Valdagno e Versilia Hockey Club Forte dei Marmi. Un saluto speciale per gli amici portoghesi collegati con noi. Un abraço de Valdagno a todos os fãs de hockey em patins che nos seguono de Portugal. E andiamo alle formazioni in campo. Cominciamo naturalmente dagli ospiti, cominciamo dal Forte. Il numero 9 Alessandro Checchetto, il 37 Alex Raffaelli, il 47 German Ballestero, il 78 Tommaso Giovannelli, il 44 è il secondo portiere Raffaello Ciupi. In porta il capitano con il numero 22 Riccardo Gnata, poi David Ballestero con l'87, Sebastian Dualdi il numero 5, Thomas Lopez il numero 4, il numero 18 è Liam Bozzetto, l'allenatore Roberto Highlander Crudeli. Risponde Valdagno con il numero 1 il portiere Giovanni Bovo, il 4 è Marco Tomba, il 6 Nicolo Crocco, il 7 Leo Di Qui Giovanni, il 9 Giulio Piccoli, il 10 Tiago Sanchez, il 17 Francesco Crocco, il 75 Luca Sonorio, il portiere Rodrigo Vieira, l'allenatore Chico Mascarenhas. Abbiamo detto dirigono Silecchia e Marinelli, è tutto pronto, vediamo anche come partono le due formazioni. Dualde, Bozzetto, Ballestero e Lopez l'argentino, uno dei protagonisti con l'Albi Celeste al Mondiale di Novara 2024. Valdagno che risponde con Rodrigo Vieira tra i pali, Tiago Sanchez, Luca Sonorio, secondo in classifica nelle marcature con 16 gol dietro a Giulio Cocco, Capitan Di Qui Giovanni e Nicolo Crocco. Tutto pronto, comincia Dualde sulla pallina. Fischia Silecchia giù il gettone, cominciamo con Bozzetto avanti per Ballestero che ci prova subito. Tiro dopo 3 secondi da parte del Forte dei Marmi, formazione molto complicata da affrontare per la squadra di Chico Mascarenhas. Solida difesa, un Riccardo Gnata, miglior portiere attualmente a livello nazionale. Intanto Lopez che può andare via, la recupera bene Bozzetto, ancora Lopez. Thomas Lopez, classe 2006. Ancora Lopez, prova a metterla lì. Più veloce è Ballestero, gigante buono, qui è veramente una montagna sui pattini. Il numero 87 dei rossoblù. Tentativo di Onorio, finisce 1 metro fuori a sinistra della porta difesa da Ricky Gnata. Allora Tiago Sanchez che ci prova, il patino di Bozzetto a stoppare la conclusione valdagnese. Valdagno stasera in tenuta bianca con inserti e numeri blu, rosso-blu invece la classica tenuta, classica divisa del Forte dei Marmi.
Tanto Crocco prova a cercare Sanchez retroporta, Ballestero in modalità difensiva con l'aiuto di Dualde, ancora David che riparte, c'è anche German in panchina con il 47, l'altro Ballestero, non sono parenti i due. Ancora Ballestero scambia con Lopez, poi Bozzetto per vie centrali, trova bene Ballestero, la conclusione, c'è il tocco di Vieira sulla conclusione dello spagnolo, rientra dall'Alpicati, intanto perde questa pallina e il doppio sul rimpallo, Lucas Onorio fa 1-0 Valdagno, il tiro di Qui Giovanni, la palla che rimane lì, arriva come un trenino ribattuta corta di Richignata, Lucas Onorio e fa 1-0, andiamo a rivedere il tiro di Qui Giovanni, arriva in mezzo ai due difensori Onorio, centro numero 17 per lui in stagione, dopo 2 minuti. Cambia il risultato qui al Palalido, intanto c'è il fallo fischiato da Marinelli, scusate, a Silecchia che è lato nostro qui, ancora Onorio, attenzione, Onorio arriva, non riesce a concludere lì, la muraglia gialla del Forte fa buona guardia alla gabbia, l'ostruzione sulla balaustra, poi il tocco tra i due argentini. Si ripartirà con Thomas Lopez sulla pallina, Liam Bozzetto a ricevere, Ballestero dalla parte opposta, c'è questo scambio adesso, Ballestero, la conclusione è violentissima, David veramente può scagliare tiri impressionanti, ancora Valdagno che cambia lato, Lucas Onorio cerca la soluzione retroporta per Capitan di Qui Giovanni. Leonardo Di Qui Giovanni, 5 reti per lui in stagione finora, ancora Onorio. Cerca una soluzione, poi stoppata la sua conclusione, lottano Bozzetto e Crocco. Sanchez come ultimo uomo, poi una serie di finte del portoghese. Onorio prova a girarsi, c'è Ballestero su di lui a stecca lunga. È un bel duello quello lì, diciamo la difesa di Forte è piuttosto solida, scivola Di Qui Giovanni, può ripartire il Forte con Thomas Lopez a reimpostare su Bozzetto dall'altro lato, poi c'è il fallo di squadra, Ballestero contro il Di Qui, diciamo fisico veramente imponente per questo numero 87. Ancora Valdagno che riprova con Onorio, scusate, con Thiago Sanchez, poi Di Qui Giovanni sulla ribattuta di Ignata va a recuperare l'intercetto di Ballestero, ma c'è Onorio che scambia con Crocco, dall'altra parte Nicolò, quelli classe 2005. Nico Crocco retroporta, cerca l'aiuto di Onorio, vediamo cosa si inventa adesso, pallina fuori per Di Qui Giovanni, ancora Onorio, il raddoppio da parte di, poi cerca il tunnel, gli riesce, però la pallina poi viene sporcata dal pattino. Dall'altra parte c'è già Lopez che va a recuperare pallina sulla tre quarti valdagnese, poi la perde Di Qui Giovanni, prova a servire Sanchez, sporcato il tentativo di assist. Allora Dualde, l'altro argentino in pista per i rossoblù, Sebastian Dualde per Bozzetto, scende Bozzetto, cerca il giro retroporta, Onorio riesce a recuperarla in modalità difensiva Lucas Onorio. Attenzione, poi Bozzetto, arriva il
in controtempo. Si capisce tutto qui, grande intervento. Thiago Sanchez! Thiago Sanchez! E ritrova la castagna, il Tiaghito fa 2-0 Valdagno. Completamente ristabilito, riesce ancora a colpire. Fa 2-0, andiamo a rivedere. Ha giocato un paio di partite con un problemino alla mano che pare perfettamente risolto. Carica la botta. C'è spazio anche, bisogna dire, è lasciato libero di poter guardare, tirare e caricare. Intanto dentro per Valdagno il numero 4 Marco Tomba e Giulio Piccoli, doppio cambio valdagnese. Piccoli. Thiago Sanchez, quarto centro, fa girare un po' tutti adesso, dentro anche Francesco Crocco, e questa è quasi un under 23. Attenzione intanto Bozzetto dall'altra parte. Bozzetto che lotta qui con Sanchez, che poi fa ripartire Francesco Crocco. Marco Tomba prova la conclusione sul palo lontano, non trova la gabbia, difesa lì da Super Ricky. Poi lo scambio tra i due ex, prova con la conclusione. Murato anche in questa circostanza, il numero 4 valdagnese. Sanchez prova ad andare via, Sanchez cercato il numero su Gnata, Bozzetto per Checchetto. Alla meglio Francesco Crocco, recupera e riparte, poi Tomba. Piccoli dentro Sanchez retroporta, l'errore qui, il recupero di Checchetto che può far ripartire Ballester e Dualde davanti, gioca 2-2 Bozzetto, stoppata anche la sua conclusione. Poi Sanchez cercato il numero lì al centro dell'area, gestito bene Dualde la situazione. Ancora Checchetto, scusate, Dualde, duello con Francesco Crocco. Palla, fallo di squadra, situazione fa linea 2 Valdagno, 3 il forte. Valdagno avanti con Thiago Sanchez, autore della seconda rete. Marco Tomba retroporta, c'è Ballestero lì davanti, la montagna. Poi Francesco Crocco adesso cercare qualche soluzione, difende chiuso il forte in questa circostanza e poi è rapidissimo a risalire. Tomba prova lui, tutto bene da questa situazione, poi la perde su Bozzetto. Lottano i due, si conoscono dai tempi dell'Under 13, da Valdagno tiene di 6-7 anni fa. Scadono i 10 sulla pressione valdagnese. Intanto rientrano Dualde e Ballestero. Ancora Sanchez. Sono andati i primi 10 minuti di questo buon primo tempo. Ballestero che riparte in velocità con Dualde dall'altra parte, la bomba di Ballestero, la deviazione al momento del tiro col pattino. C'è Checchetto, si libera della pallina, trova Dualde dall'altra parte del campo, ancora Dualde cerca l'alza e schiaccia. Poi ancora Valdagno, Francesco Crocco. Fallo di squadra e time out chiesto da Roberto Crudeli.
quarto fallo del Forte. Time out intanto per noi. Vediamo come sono i risultati dagli altri campi della Serie A di questa nona giornata. Una partita si è già giocata ieri, come vi è noto. In quel di Monza Trissino ha sbancato 8-2 e si è ripreso la testa della classifica. In quel di Grosseto, nel derbissimo lì, Grosseto e Folloni, che il derby mare in mano, Folloni che avanti 1-0, mentre in quel di Novara 1, Lodi 0, e anche qua è ancora troppo presto naturalmente per una valutazione, un po' come qui da noi, la partita appena cominciata. È una bella partita, comunque i ritmi sono buoni, le squadre si affrontano senza timori reverenziali o patemi d'animo, si vede un bel hockey. Intanto un cambio anche nel Forte, dentro Alex Raffaelli, classe 98, ex CGC, centro giovani calciatori Viareggio. Marco Tomba che ha l'occhietto sinistro ancora con i segni della pallina che ha rimediato a Novara. Crocco, Piccoli sul gambale di Richignata. Lopez dall'altra parte, la bomba di Lopez. Francesco Crocco, corretto sulla pallina, recupera palla, supera la metà campo, serve per fratello Nicolò. Poi Marco Tomba, sono in due su di lui, Ballestero e Raffaelli. Francesco Crocco, la finta, Giulio Piccoli, Nico Crocco, c'è una pallina Valdagno adesso, poi Ballestero di forza con l'aiuto di Lopez che la recupera, attacca a pieno organico adesso il Forte. Lopez attaccato da Tomba che lo ferma temporaneamente, poi Bozzetto, insomma il gioco più largo del Forte dei Marmi, vuole muovere, trovare soluzioni. Raffaelli, si accentra Raffaelli, Nico Crocco trova la stecca di Richignata, serve bene, difende bene, poi ancora Raffaelli, molto attivo questo 37 per Ballestero. David, fallo di squadra, quinto fallo Forte. Si ricomincia a giocare. Piccoli cerca la soluzione, Ballestero, poi Bozzetto trova il momento buono per il tiro, per l'interdizione di Nico Crocco. Bozzetto prova ad andare, poi c'è Tomba, prova la soluzione, smurato da Lopez. Si sono già affrontati al mondiale questi classe 2006 entrambi, la partita Italia-Argentina. Terzo fallo fischiato stavolta a Valdagno. Lo fischia Silecchia, sono invertiti i lati, adesso Marinelli lato sinistro dalla porta di Ignata, sull'altro lato c'è Joseph Silecchia. Fabris al tavolo, Lopez, Thomas Lopez per Raffaelli, attenzione, lascia andare a retroporta, anche Raffaelli col fisico gioca parecchio, ma Piccoli riesce ad avere la meglio e la riconquista per la formazione di casa che può reimpostare. Ancora Crocco per, scusate, Nicolò per Francesco Crocco, ancora Nico Crocco, la via per vie centrali, poi chiama il cambio, rischia qualcosa sul quasi intercetto di Lopez. Rientra Marco Tomba dentro Lucas Onorio, dare peso al reparto offensivo.
Chico Mascarenhas può far girare i suoi. Tanto il forte con Dualde, retroporta, incrocia il passo, l'argentino trova l'altro argentino, Thomas Lopez. Ancora Giulio Piccoli che ha la meglio a Steccalunga. Piccoli, primo anno per lui qui, giocatore completo con molte caratteristiche, può saltare l'uomo, giocare in difesa e anche realizzare. Onorio cerca il numero sulla difesa di Lopez, che poi alla meglio riparte. Raffaelli in via per vie centrali, palla che torna nelle stecche del Valdagno con Piccoli, poi Nico Crocco, fuori Piccoli e dentro Di Qui Giovanni per il Valdagno, che rientra il capitano per far girare un po' di più i suoi, perché non può contare sul decimo giocatore, Yogos Seixas, non si è potuto chiamare nessuno perché la 2 è via in trasferta. Il fallo su Raffaelli, attenzione, quarto fallo Valdagno. Lo richiama solo verbalmente Silecchia. Ha rischiato il cartellino qui Alex Raffaelli, numero 37 rossoblu. Thomas Lopez, finta dell'argentino. Poi Dualde. Alla fine ancora forte Dualde dietro per Ballestero, carica la botta, Ballestero stoppato, allora Onorio. Finta di Onorio, cerca il numero, trova Richignata pronto all'intervento. Divisa gialla per il capitano del Forte, Nico Crocco. Valdagno che cerca ancora soluzioni, pallina che sibila sulla destra, stavolta dignata Raffaelli per Ballestero. Ballestero, poi Dualde, però Ballestero retroporta, sta spingendo sicuramente di più in questa circostanza il Forte dei Marmi. Valdagno ragiona un po' di più come velocità. Francesco Crocco, ancora la chiusura, stesso Lopez a dare una mano a Richignata a controllare il giocatore a retroporta. Di Qui Giovanni, ancora Francesco per il fratello Nicolò. Bisogna andare a concludere, vediamo cosa si inventa Nico Crocco. Palla che rimane lì, poi sul contrasto tra Dualde e Crocco esce Francesco Crocco, rientra Tiaguito Sanchez e il Diablito valdagnese, secondo anno per lui con i colori bianco-azzurri. Tanto sempre Thomas Lopez, già pallina veloce qui il Forte, adesso Raffaelli. Dualde c'è il passo, bello qui il passo dell'argentino, pallina quasi dentro, poi Onorio in velocità, prova a far tutto lui, traversa di Lucas Onorio, tentato la soluzione personale in velocità. Lopez dall'altra parte, adesso ritmi che salgono in questa ultima fase, ultimi 7 minuti e 6 secondi di questo primo tempo. Valdagno avanti 2-0, ma Forte che probabilmente non ci sta. Raffaelli deve evitare anche Silecchia, poi lo scambio con Thomas Lopez. Lopez nella propria tre quarti, Ballestero, soluzione, scambio facile, Dualde, Raffaelli, ancora Dualde, Sebastian, l'argentino classe 98,
Thiago Sanchez, Onorio, il rilancio di Riccardo Gnata. Poi la racconteremo la storia di Gnata in un prossimo time out. L'unico portiere al mondo ad aver mai realizzato una rete in un campionato del mondo. Tanto Sanchez, l'intercetto di Dualde per Ballestero, prova subito Onorio, stecca bassa, Raffaelli dall'altra parte per Lopez, prova la pallina dentro Lopez, resta lì e allora Piccoli fa ripartire i suoi. Lucas Onorio e il gol del capitano, bello schema, qui si chiude, fa 3-0 di Qui Giovanni sull'assist di Lucas Onorio e naturalmente andiamo a rivedere. Ricky Gnata ha qualcosa da dire ai suoi, perché in effetti di Qui Giovanni è libero di colpire. Bello schema da retroporta. 5:31 ancora da giocare in questo primo tempo. La retta del Diqui, il capitano. Poi Checchetto intanto, attenzione, perché siamo già dall'altra parte con Sanchez che aveva recuperato pallina. C'è Checchetto dietro la propria porta, incrocia il passo e riparte l'ex Montebello, classe 2005. Dualde intanto al recupero insieme a Bozzetto, scadono i secondi sulla pressione Valdagno e c'è il time out chiesto proprio dalla formazione di casa, Nico Mascarenhas. Dicevamo prima di Riccardo Gnata che è il primo portiere nella storia a realizzare una rete al mondiale, non certo il primo a realizzare, perché prima di lui segnava anche il Cuppi, Alessandro Cuppisti, che segnava il rigore nella finale Coppa delle Coppe, ci ha raccontato prima Roberto Crudeli. Era il mondiale, la 42esima edizione del mondiale alla Roche-sur-Yon, era il 2015, la partita era Italia-Sudafrica che finì 16-1 per l'Italia e il 6-0 il marcatore il 22 giugno del 2015. È proprio questo numero 22 che gioca in porta col forte, Riccardo Gnata. Rilanciò una pallina come l'avete visto fare prima, solo che la pallina rimase raso terra. Il portiere Sudafrica mancò clamorosamente la palla, che si insaccò alle sue spalle. Portiere che poi un paio di anni fa è venuto a tifare per l'Under 19 italiana all'Europeo in Svizzera. Gioca nel Biasca attualmente. Torniamo in diretta, bando alle ciance, Thiago Sanchez a gestire pallina, Lucas Onorio cerca la battuta, ancora Onorio, palla che arriva lì per il Diqui, si chiude la difesa del Forte, poi c'è l'errore in disimpegno, palla che andrà a scadere, fa scadere i 5 secondi, quindi palla al Forte, palla rosso-blu, Checchetto con Dualde, anzi Bozzetto alla battuta, si scambiano i due. Dualde, Sebastian Dualde, Bozzetto retroporta, Tonel Bozza, prova lui, Onorio, contrasto, riconquista pallina Onorio, potenziale 3 contro 2, Sanchez chiude tutto, un metro fuori Ricky Gnata. Poi pallina stava arrivando pericolosa dalle parti di Vieira. Ancora Lucas Onorio, tiene palla su Bozzetto, lo scarico ancora sul capitano, su Di Qui Giovanni, Di Qui Sanchez. Continua a tenere pallina Thiago
su Checchetto, lo scambio con Onorio che retroporta, c'è Bozzetto a dare una mano a Gnata sull'altro lato, poi chiama uno schema Lucas, esce, prova, Dualde alla meglio, Checchetto, ancora Dualde, prova la conclusione, murato da Giulio Piccoli. Il tuttofare qui della formazione di Chico Mascarenhas. È rientrato intanto Francesco Crocco, sua conclusione bloccata da Riccardo Gnata, gambale stecca per il portierone. Tanto Dualde cerca di andare, il più rapido di tutti è Tiaguito Sanchez, si accentra, risponde stavolta presente, Ricky Gnata un po' più centrale, la conclusione del portoghese. Ancora Sanchez, Francesco Crocco, era buona l'idea ma ha capito tutto Checchetto in anticipo. Alessandro, poi Dualde, buono per Bozzetto, andando a concludere Liam, trova lo scarico, fatto un altro cambio, di nuovo dentro il numero 4 Marco Tomba su Liam Bozzetto. Ballestero, Dualde, Ballestero, attenzione, chiude tutto Vieira. Qui il cartellino giallo a David Ballestero, basta una manata per sollevare di peso Francesco Crocco e la battaglia tra chili e centimetri la vince sicuramente David. Tutto naturalmente in maniera assolutamente sportiva. Francesco Crocco sulla palla con Thiago Sanchez per Tomba al centro, scambio con Nico Crocco, ancora Sanchez, prova a liberarsi per il tiro, Crocco giù per Francesco che poi va giù, riesce a servire Thiago Sanchez, retroporta, tutto regolare, continua a giocare Nico Crocco, cerca la soluzione, ancora Sanchez, cerca il numero, non trova l'alza e schiaccia, ancora Sanchez, si libera, trova il contatto per continuare sui 45, in 2 su di lui, tiene palla Thiago, Francesco per Nicolò, ancora Francesco. Nicola e Francesco sono naturalmente i Crocco, è cominciato l'ultimo minuto di questo primo tempo, questo bel primo tempo. Rischiato fallo al quinto fallo Valdagno, è stato un errore sul tabellone, ne ha 6 il forte Liam Bozzetto per questi ultimi 50 secondi del primo tempo. Marco Tomba prova, serve Sanchez, retroporta, poi non la rischiano questa perché rischiano di innescare un contropiede. 24 secondi da giocare, vediamo cosa decide di fare Tomba, a Dualde e Ballestero lì davanti, la retroporta. Serve Sanchez, ultimi secondi per il tiro, la risposta di Gnata, alla che resta lì Ballestero, prova la conclusione, gli risponde Vieira, finisce qui il primo tempo. Valdagno White Sport che Valdagno, Versigliocchi forte, Valdagno avanti 3-0, le reti Lucas Sonorio, Thiago Sanchez, Leo Di Qui Giovanni. Ci risentiamo in diretta dal Palalido tra una decina di minuti.
cominciare a gestire pallina in 4 ha subito la rete in inferiorità. Naturalmente fa parte delle possibilità. Attenzione intanto Ballestero, Raffaelli l'autore del gol. Ancora Ballestero, Bozzetto, Lopez, Thomas Lopez, 2006, argentino nazionale albiceleste, under 19 naturalmente. Tanto Bozzetto con Di Qui Giovanni, retroporta proprio per Lopez. 12 secondi per andare alla conclusione. L'errore la recupera Thiago Sanchez, che poi la sparacchia sulla balaustra, non ha fortuna il rimpallo. Poi Raffaelli attaccato da Tomba. Ballestero, ancora Raffaelli, Bozzetto riesce a liberarsi, tanto Ballestero, anticipo secco di Sanchez, Onorio sull'assist di Thiago Sanchez, gestione da manuale qui del contropiede. Sanchez no look indietro, andiamo a rivedere, un assist incredibile. Rivediamo, qui c'è questa ripartenza. Sanchez, poi pallina indietro senza guardare, aveva già visto arrivare Lucas Onorio. A 13:10 alla fine di questo incontro. Ancora Onorio. Fa 5-1. E a fine partita avremo deciso che per questa partita al gol di Raffaelli ha risposto Lucas Onorio. La lotteria delle brigate aperta già da qualche settimana, i biglietti sono in vendita a €1, tutto ricavato. Time out chiesto da Chico Mascarenhas, l'aveva chiesto prima di questo gol. Dai nostri giocatori. Situazione falli, ne ha 7 il Forte, 6 il Valdagno, una partita comunque assolutamente correttissima. Poca fatica qui per i direttori di gara. Tomba intanto ha scontato i suoi 2 minuti da cattivo ed è rientrato sul terreno di gioco, gli dà fiducia a Chico Mascarenhas. Tanto Bozzetto con Di Qui Giovanni a debuttare Rodrigo Vieira. Prova il Bozza, continua a retroporta Liam, indietro per Ballestero, Raffaelli, Thiago Sanchez, prova ad andare, si ferma Thiago, Ballestero gliela ruba qui chili e centimetri, e c'è una lotta impari, poi piccoli, 3 contro 2 potenziale. Ancora piccoli, palla che rimane lì, la aggancia Ballestero, c'è Raffaelli dall'altra parte, bomba di Ballestero, palla 2, balaustra e parte posteriore della rete difesa da Rodrigo Vieira. Bozzetto Di Qui Giovanni, la palla, il più lesto di tutti stavolta è Tomba per Sanchez. Ancora piccoli dalla propria tre quarti, rischia qualcosa qui Giulio, poi Tomba con Ballestero lì davanti, prova a servire il Di Qui dentro l'area, palla intercettata, pallina che sarà valdagnese. 11:46 da giocare, Valdagno avanti 5-1 qui sul parquet del Palalido di Valdagno. Una bella partita. Ancora prova lì, provato Thiago Sanchez, gestisce bene qui stavolta la pallina Gnata, poi Tomba viene via, scambia con Di Qui Giovanni, Sanchez ancora,
tomba per Piccoli, poi di qui Giovanni alto di poco, altra opportunità per Valdagno, punteggio che per ora rimane su 5-1. Si lotta su ogni pallina, però rimane comunque una partita, come sapete nell'hockey mancano ben 7 minuti e mezzo e sono ere geologiche in questo sport dove in pochi secondi si possono realizzare molte reti. Ballestero che riparte, attenzione, di forza qui Ballestero su Dualde, ancora Ballestero alla botta, Ballestero, Francesco Crocco, poi tomba con Cocco, andati via 2 contro 1, Richignata deve distendersi, il gattone rosso-blu a dire di no, questo tentativo dei due under 23 valdagnesi. Ancora Francesco Crocco, retroporta, scarico comodo per Nicolò, poi gli restituisce pallina. Adesso ha alzato il suo baricentro, naturalmente il forte. Escono entrambi, anzi esce Francesco Crocco in caduta, tutto a posto, Dualde può riprendere il gioco, stretta di mano anche con Nico Crocco, successo niente, in caduta ha colpito il patino di Nico Crocco, pallina che sarà valdagnese perché era in possesso Valdagno al momento del fischio di Silecchia per assicurarsi delle condizioni di Dualde. Onorio prova a raddoppiare su di lui, la riconquista Ballestero, poi c'è già Dualde dall'altra parte, azione Bozzetto a cercare dentro l'assist, Lucas Onorio gliela sradica dal bastone di forza Onorio. Adesso c'è raddoppio sistematico su palla 2, raddoppio sistematico sui giocatori del Valdagno. D'altra parte è corretto che sia così. 5:50 alla fine, di qui Giovanni. Adesso sono dentro entrambi Crocco, quindi Francesco e Nicolò. Onorio che la recupera a Bozzetto, poi la perde, la ripartenza del forte proprio con Bozzetto. Dualde, era buona l'idea per Ballestero, in difesa bene qui, poi il di qui. Lucas Onorio, ancora Valdagno a manovrar pallina sulla fronte d'attacco del Forte dei Marmi con Nico Crocco. Alla meglio poi Onorio che poi va giù, l'intervento è stato del neoentrato Tommaso Giovannelli, il 78, che si procura, anzi che procura al Valdagno un cartellino blu. Ultimi minuti per votare il migliore della serata, basta collegarsi alla nostra pagina Facebook o Instagram Andiamo a rivedere. e selezionare il giocatore che per voi questa sera è stato Lo aggancia da dietro. Ottomino Pagenti Giorni il corso Italia a Valdagno. Vi ricordo ancora una volta la lotteria. Vediamo quali sono le decisioni arbitrali, perché non è più automatica la punizione di prima. Anche le stecche dei nostri giocatori fotografate, tutto il devo. Andiamo a vedere com'è intanto sugli altri campi della 1. della nostra società. In quel di Novara Lodi sta
sudando le 7 camicie, avanti 4-3. Grosseto e Follonica sono sul 2-2 in questi secondi tempi. Le altre due partite si giocheranno domani, saranno Bassano Breganze e Castiglione Sarzana. Vedremo come riprenderà il gioco. Situazione falli di squadra, 7 pari, 4:39 da giocare. Intanto c'è questo scambio di cortesie tra tifoserie. Sanchez che prova la botta, non c'è stata la punizione di prima perché non era una chiara occasione da rete, questo recita il regolamento di quest'anno. C'è solo la superiorità numerica, Valdagno che può gestire 2 minuti. Onorio, ancora ignata, imperiale qui la parata del 22 rossoblu. Non per niente è attualmente il miglior giocatore in assoluto, miglior portiere, parliamo naturalmente nel ruolo. Ancora Valdagno fitta naturalmente la rete di passaggi per cercare di trovare il momento giusto. Di qui Giovanni, Sanchez, rimpallata la sua conclusione, palla che rimane lì. Ancora Sanchez, la risposta ancora col guantone richignata. Se la vede partire per Ricky, è veramente difficile riuscire a coglierlo impreparato. Valdagno che prova a cercare, ben postato il forte nella circostanza. Ballestero per Dualde e poi c'è il fischio di Silecchia che ferma tutto. Valdagno sembra stesse ripartendo 2 contro 1. Ad asciugare anche la pista. 2:56 da giocare qui al Palalido di Valdagno. Ancora Sanchez in gestione a ripartire dal punto dove è stata interrotta l'azione. Il Valdagno che rimane in 4 contro 3. Richignata qui con la stecca bassa, intercetta un assist che sembrava dovesse essere solo depositato in rete. Poi riparte, è rientrato Raffaelli e quindi riparte tra pallina 2. Buono l'intervento di Vieira. Don Rodrigo Vieira prova a girarsi, tripla conclusione anche Raffaelli. Onorio ancora a gestire. Di qui Giovanni, va via Bozzetto.
la scarica su Sanchez che è nella sua metà campo, fuori di qui Giovanni, dentro Nico Crocco, Norio per Sanchez. Raffaelli stava arrivando sulle stecche di Lucas Onorio la pallina. Bozzetto per Ballestero, ancora Dualde. Onorio controlla e recupera, rilancia Sanchez nella tre quarti valdagnese, Francesco Crocco, poi ancora Valdagno con Sanchez. 1:30 da giocare, c'è un po' di possesso adesso, chiaramente il cronometro è amico della formazione di casa. Sanchez che va via, Dualde ma gli dice di no, Richignata, tu per tu lì. Onorio e Ballestero, scusate, Onorio e Bozzetto. Ora Lucas Onorio prova a raddoppiare, Bozzetto che accelera, c'è Nico Crocco su di lui. Tentativo di conclusione più veloce tutti è Nicolò Crocco, scambio per Thiago Sanchez. Francesco Crocco, ma ancora Gnati in anticipo che legge bene l'azione. Dualde già dall'altra parte. Ultimi 40 secondi di questa Valdagno forte. Bozzetto prova, retroporta ancora Bozzetto, fermato. Si lotta, retroporta, esce Francesco Crocco e riesce a servire Thiago Sanchez che si ferma. Fa scorrere questi ultimi 12 secondi che mancano alla fine della partita, ne ha 25 a disposizione Valdagno per andare al tiro. Thiago Sanchez e finisce qui Y Sport Hockey Club Valdagno Hockey Club Versilia Hockey Club Forte dei Marmi. Risultato finale: Valdagno 5 Forte 1. Ricordiamo le reti nel primo tempo: Lucas Onorio, Thiago Sanchez, Leo Di Qui Giovanni per il 3-0. Poi inizio di secondo tempo Piccoli che fa 4-0, a 15-15 dalla fine Raffaelli accorcia per il 4-1, poi la fissa Onorio a 13-10 da giocare. Una bella partita giocata a viso aperto da entrambe le formazioni, non si sono risparmiate entrambe. Migliori in campo secondo me per Forte quel numero 22 lì, Richignata, e per l'impegno profuso Ballestero e Bozzetto. Dall'altra parte la doppietta di Lucas Onorio e il gol di Thiago Sanchez con un ottimo Rodrigo Vieira che ha parato anche un doppio rigore, chiamiamolo così, a David Ballestero. È tutto per noi dal Palalido di Valdagno con le riprese di Roberto Bauce e la regia di Marco Zenna. La buonanotte e il buon sabato sera da Domenico Tomba, risentirci a presto in diretta dal Palalido di Valdagno.